Serie B-Win, tutti i colori della passione. Giornata numero 39, campionato B-Win a Genova. All'ora di pranzo Beppe Iachini chiede il cuore alla sua Samp, poi altri 3 punti bisogna averlo per questo finale di stagione dove la sua squadra è riuscita a tornare in zona playoff, zona Serie A. Contro la regina nuovamente di Breda, Iachini si affida alla sua coppia d'oro, il brasiliano Eder con bomber Nicola Pozzi, dietro c'è ancora Juan Antonio. Per l'ex Breda una regina nuova in emergenza senza Bonazzoli, pronta però a fare la sua partita con Ceravole Campagnacci, fischia il signor Palazzino di Ciampino. La prima azione per la Samp di Renan che va via ad Armellino, carica il destro, a conclusione però finisce fuori. Passano 5 minuti, ancora la Samp, ancora Eder, via ad Armellino, sulla sinistra, alza la testa, pallone nel mezzo per Pozzi, il destro deviato in maniera decisiva da Angella, la palla finisce in rete, Samp in vantaggio, gol numero 14 per Nicola Pozzi, rete importante ma decisiva la deviazione di Angella nella propria porta alle spalle di Belardi che rimane immobile. Samp in vantaggio, Samp che ci riprova ancora con Juan Antonio al minuto 32, azione personale, salta 2 uomini, il destro, Belardi però dice di no questa volta, ancora il replay, e la risposta di Belardi, poi Obiang, pallone buono per Rispoli, salta un uomo, alza la testa, pallone nel mezzo, c'è la deviazione, pallone ancora buono per Pozzi, poi il destro, la palla in rete sul primo palo, il palo coperto da Belardi, poi la sua esultanza, 2-0 Samp, ancora il replay, Pozzi lo stop, poi col destro da fermo, beffa tutti, beffa Barillà, beffa Belardi, rete il 2-0, rete numero 15 per lui, poi al 40esimo il cambio tra Foggia e Juan Antonio. Inizia la ripresa, ancora con la Samp in avanti, Breda preoccupato, subito al secondo minuto Colobian che ruba il pallone, poi col destro, la conclusione viene ribattuta e parata in 2 tempi da Belardi. 10° minuto, ancora azione Samp, ancora con il pallone buono per Munari che alza testa, pallone sul secondo palo per Pozzi, sembra facile ma la riesce a sbagliare in maniera clamorosa, ecco il replay, non riesce a trovare la porta, grande occasione Samp, al 12esimo errore di Emerson, pallone buono per Munari, disturbato da Freddi, pallone fuori, Samp che spinge. Al minuto 15 trova la rete del 3-0, Biang perfetto per Pozzi, al volo di sinistro, pallone in rete, il diagonale perfetto, l'esultanza, tripletta per Nicola Pozzi che arriva a quota 16, gol meraviglioso questo, al volo di sinistro. Nulla da fare per Belardi, nulla da fare per la regina dell'ex Breda. Minuto 18 c'è il cambio, fuori Pozzi, applaudito a tutto Luigi Ferraris. Qualche problema però con Iachini, forse voleva rimanere in campo. Al minuto 27, poi c'è però il gol di Melara che anticipa sia Rispoli che Costa. Il cross è dirizzato, in posizione forse dubbia. Poi Melara col piattone sinistro, la mette dentro, 3-1. Con 18 minuti ancora a giocare, ci prova ancora lo stesso Melara, carica al sinistro, parata plastica di Da Costa. Minuto 45, ci prova anche Foggia che danza in area di rigore, poi col sinistro giro, Belardi, meravigliosa parata, dice di no. Ci ha provato Foggia, ma finisce qui con la Samp che continua a vincere grazie a Super Pozzi. Samp sempre più in zona playoff per la regina, terza sconfitta consecutiva.